sono rimasto scioccato che anche a Cortina avvengano certe cose, però quello che ci tengo a dire prima di tutto, intanto ringraziare la Procura di Venezia, il comando dei Carabinieri di Belluno con il maggiore Bui per l'ottimo lavoro investigativo che ha fatto sì che questo non accadesse a Cortina. Scioccato il primo cittadino di Cortina all'esito dell'indagine della Procura di Venezia che ha disarticolato il gruppo criminale che oltre allo spaccio di stupefacenti e al controllo diretto e indiretto di alcuni locali pubblici stava tentando di infiltrarsi negli appalti pubblici delle oramai imminenti Olimpiadi invernali sotto il tiro dei fratelli Cobianchi legati al temuto clan romano dei Piscitelli sin dalla campagna elettorale, Stefano Ghezze, assessore comunale di lungo corso a Cortina. Mi fa molto dispiacere che abbia subito queste pressioni, però questa è la dimostrazione di una società sana che non risponde alle minacce o comunque a quelle che possono essere, diciamo, delle presunzioni per cui la gente si sente autorizzata a venire sul territorio e pensare che si possa condiscendere a delle cose che non si possono fare, e quindi questo è un messaggio forte. A Cortina non si attecchisce, non attecchisce la malavita. Leopoldo e Alvise Cobianchi si erano avvicinati a Ghezze in qualità di imprenditori capaci di influenzare le elezioni amministrative in cambio dell'ottenimento di appalti per i lavori preolimpici. A elezioni avvenute, il clan aveva inviato a Ghezze, tramite un dipendente dell'azienda di cui è titolare l'assessore, un messaggio minatorio in cui reclamavano l'assegnazione di lavori. Un quadro davvero inquietante che certo non ha fatto passare notti tranquille, sentimento condiviso da cittadini esercenti che, sebbene impauriti da minacce e intimidazioni, una volta convocati dai carabinieri hanno raccontato dettagli utili alla ricostruzione dei fatti. Fatti sui quali interviene con fermezza il presidente della regione Luca Zaia. Se si è verificato questo vuol dire che i sistemi di controllo funzionano. C'è un tavolo importante con la prefettura, cioè tutto quello che è contro la corruzione, contro le infiltrazioni, sono schierate molte forze. Io l'ho detto fin dall'inizio che questo era un mantra per noi e penso che il fatto che ci siano magari identificate già delle prime anomalie va nella direzione che il sistema di controllo funziona. L'indagine non è ancora conclusa, l'invito ai cittadini ampezzani, a chiunque fosse a conoscenza di notizie di interesse relative ai fatti, di rivolgersi ai carabinieri o alla magistratura per riferirle. Noi con tutte le forze dell'ordine abbiamo una collaborazione assidua in merito al fatto che se vediamo delle cose che non ci convincono ci rivolgiamo immediatamente a loro, e altrettanto deve valere per i cittadini. Non sottovalutiamo azioni che magari possono sembrare così strane. Se abbiamo qualche sospetto, le forze dell'ordine sono lì per ascoltarci. Una sciocchezza può invece essere un grande valore per un'indagine e far sì che Cortina rimanga comunque quel posto sano che è, dove comunque la malavita non attecchisce.